Continua a suscitare preoccupazione la vicenda legata al fenomeno migratorio che in queste ore sembra notevolmente aumentata grazie al mare calmo e al clima torrido. E grande attenzione focalizzata soprattutto al contagio, al Covid-19. Un tampone positivo e uno dubbio ripetuto 2 volte, il risultato non definita la situazione del secondo migrante. Ed intanto sono 30 i migranti a bordo della Moby Zaza e qualcuno di questi, come detto, risulta essere stato contagiato. Una notizia confermata ieri per il trasferimento di una donna incinta evacuata dalla nave e trasferita all'ospedale Cervello a Palermo, oltre al migrante positivo arrivato da circa 10 giorni attualmente ricoverato al Santeria di Caltanissetta. Al momento sulla nave quarantena Moby Zaza ci sono complessivamente 207 migranti, sono divisi su 3 diversi ponti con una zona rossa per concentrare naturalmente tutti i positivi. Tutti gli altri migranti da precedenti sbarchi che si trovavano sulla nave quarantena lentamente hanno terminato il loro periodo di controllo sanitario ed hanno lasciato l'imbarcazione in attesa dell'arrivo di altri già avvistati da aerei e motovedette nelle ultime ore. La nave Moby Zaza è considerata un parcheggio provvisorio che accoglie durante la prima fase i migranti e dopo il periodo di quarantena obbligatorio trasferisce gli stessi in centri d'accoglienza, ad eccezione di quelli che risultano essere positivi per i quali le procedure si complicano notevolmente. Nel centro di accoglienza di Viale Cannatello la struttura è attualmente vuota. Da venerdì scorso il gruppo di tunisini è stato trasferito in altre regioni. Molti abitanti e residenti hanno creduto alla possibile chiusura vista l'assenza delle forze dell'ordine dopo le vibranti proteste di residenti e parlamentari, tra i quali quella fortissima del deputato Di Caro dei 5 Stelle rivolte al sindaco Firetto. Nessuna buona notizia pertanto sulla smobilitazione del centro di Viale Cannatello come paventato, ma un potenziamento della stessa con reti metalliche ed un maggiore controllo delle forze dell'ordine quando a breve arriveranno nuovamente migranti.